Ilari va col destro in mezzo e ed arriva il vantaggio della torta a teste con Emanuele Margheri, festeggia al meglio la vittoria della Challenge Cup. Grande reazione da parte della Vigor più Ponte. Alessandro comunque il giro dopo pochi minuti non era semplice, ma la formazione di Conte lo sta facendo. Vediamo adesso con la punizione ancora una volta di Capitan Civitan se riusciranno a pareggiare i conti. Eh sì, ancora il mancino di Civitan a provare ad illuminare per i suoi sugli sviluppi di palla inattiva. Va proprio il numero 10, cerca la spadietta! Massimo Civitan! Che gol! Una perla del numero 10, capitano del Blaugrana, che va direttamente in porta e fa togliere le ragnatele all'incrocio dei pali, regalando il pareggio a Blaugrana. Ad andare dalla bandierina e ancora Ilari. Palle inattive che oggi sono assolutamente appannaggio dei numeri 10 per entrambe le formazioni. Ilari dentro ancora a cercare questa volta proprio Margheri, che arriva alla deviazione con i tempi giusti, pallone che sibila di pochissimo a lato alla destra della porta difesa da Montagnini. Movimento di Pelardelli, scambio tra i due Salvatori, se la porta sul destro, crossa dentro, il pallone passa, attenzione perché poteva rischiare di sorprendere Tonelli. Va Civitan, è una finta, Salvatori dentro basso per Greco che prova a farla passare, il pallone rimane lì, ancora Greco, la difende spalla alla porta, Greco si gira al sinistro e il gol raddoppio, no, fuori gioco, fischia il direttore di gara, va Civitan ancora verso la porta che cincisca un po' con il pallone tra i piedi e allora si va dall'altra parte con Salvatori per Anconitano. Belardelli se la porta sul destro, Belardelli cerca la porta, grande soluzione del numero 7, conclusione insidiosissima che sibila di pochissimo alta sopra la traversa. Qui ci ha provato Belardelli, essendo questo torneo in preparazione della prossima Under 17, 45 minuti, il titolo ancora lui, doppietta per il numero 9 della Contatteste che con un sicuro imprendibile pesca l'angolino alla destra di Montagnini e riporta avanti i suoi. Disturbare Montagnini, va in porta Ilari, dentro chiusura di tacco e poi Ortigosa manda a destra Castelli che ingaggia il duello con Petrucci. Castelli prova ad andare via, gran velocità per lui, Castelli va via dietro, avanza Forlini che batte questa rimessa laterale con il pallone che arriva al centro per Ilari in chiusura su Costantino, ma Ciampi alimenta l'azione, cerca a rimorchio la conclusione del numero 15 Censi, leggera deviazione ma non basta per negare il pareggio alla Vigor per Conti. Ci stiamo divertendo davvero tanto. Scifoni riceve a centro area, intanto appoggia per Ortigosa che cestina tutto con il mancino. Sesso palla ancora per la Vigor per Conti che prova ad andare lungo. Censi serve Costantino, pallone per Ciampi. Attenzione a destra con Castelli che ne ha ancora dentro per Ortigosa che non arriva il soffio, pallone che sbuca per Ghirotto, destro poderoso del numero 3 della Contatteste, una fucilata di Ghirotto che batte Montagnini sul primo palo. Bandierina per i Blaugrana ad incaricarsi della battuta è Censi col destro dentro, attenzione alla conclusione di Marciano. Castelli, attenzione ad Ortigosa che va via bene, Ortigosa prova il sinistro, questa volta nella metà campo avversaria, cross dalla destra di Belardelli per il taglio con i tempi giusti di Marciano, tanto De Carli voleva un attimo portarsi a casa la maglia di Belardelli, trattenuta vistosa ad danni del numero 7, attenzione al numero 14 Petrucci, erano già i cori da parte della Torsida dei rossoblù ed arriva il triplice fischio da parte di Macchiarella di Roma 2
La Tor Tre Teste si aggiudica la 7ª edizione del Memorial Castelli. Ed ecco che arriva l'alzata della coppa per la Tor Tre Teste, che si laurea campione del 7º Memorial Giorgio Castelli.